Salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus. Io sono Benny, ragazzi. E io sono Sony. E io sono Rupert. Eccoci qui con il Rupert, finalmente. Tra l'altro il nostro caro Rupert è stato richiesto a sprombattuto da alcune, diciamo, ammiratrici del nostro programma, della nostra trasmissione, chiedendo espressamente che fine avesse fatto il buon Rupert. Ecco, Sonny, puoi rispondere tu a questa domanda? Allora, intanto, prima di rispondere a questa domanda, volevo dire che ho notato una particolarità nella tua intro, caro Ben. Sì. Intanto è da molto che non siamo da soli in puntata, quindi ci sta di tanto in tanto perché abbiamo portato tanti ospiti, ma ho notato che quando abbiamo un ospite in puntata, con la tua fatidica frase "salve a tutti e benvenuti al podcast del Cactus", è molto pacata come jingle. Quando invece siamo solo io e tu, ti scateni un po' di più, tipo che fai un po' di... Sì, perché diciamo quando c'è l'ospite sono molto emozionato, perché di fatto grazie a questo podcast stiamo conoscendo tutti quei beniamini del web, del mondo della televisione, che comunque non avremmo mai potuto appunto sfruttare nella nostra vita anche a livello di amicizia. Sfruttare è una parola bruttissima, in effetti, scusate. Infatti si dice conoscere. Mi dissocio da me stesso, ma comunque hai ragione, ma non hai mi risposto alla domanda, cioè ma Rupert come mai è tornato? Cosa ha fatto in questo periodo? Ecco, c'è Rupert, qualche diciamo, speculazione a tal proposito? si dice che in questo periodo di quarantena sia stato isolato in una roulotte degli anni '80, qui posteggiato in campagna, dove ha passato le sue giornate a studiare, a spaccare legna e a meditare sulla sua persona. Ok, confermi Rupert? Purtroppo sì, ma è necessario fare in questa maniera perché comunque l'esame è imminente e bisogna trovare se stessi e soprattutto trovare la concentrazione, che qui comunque con la quarantena, con questo ambiente bucolico dove siamo stati forzatamente immersi, devo dire che comunque sta avendo i suoi risultati, o almeno spero, perché a breve avrò l'esame, quindi... Ma hai qualche aneddoto da raccontarci appunto su questa quarantena e quindi questo periodo che hai passato finora? Beh, sì, alla fine ho riscoperto antiche abilità, Antiche maestranze. antiche abilità. Sembra il nome di un ristorante, tra l'altro. Antiche abilità che pensavo di non avere più, tipo spaccare la legna, e mi sono reso conto che tutta questi anni a studiare a Palermo e stare sempre dentro, fare diciamo la vita un pochettino Da topo di biblioteca. aveva reso tutte le mie articolazioni, i muscoli completamente flaccidi, out. Ah, ok, E ok. adesso invece sto ripristinando un pochettino la forma fisica e tutto anche mentale, appunto, perché ci sta servendo questa quarantena a tutti, secondo me. Ma guarda Rupert, diciamo il tuo racconto è molto affine con quello che è il nostro argomento principale di questa puntata, perché in effetti se dobbiamo vederla in modo diciamo globale, la situazione che stiamo vivendo, effettivamente questo coronavirus sta diciamo chiaramente danneggiando il genere umano da tanti punti di vista, sia a livello chiaramente di salute, della vita. Sembra una puntata di Dragon. Esatto, sì, infatti sto facendo il tipico riassunto iniziale, però allo stesso tempo, quindi come dicevo, sta danneggiando l'economia, sta danneggiando tutto, però allo stesso tempo il clima, l'ambiente, diciamo, tutto ciò che ci circonda a livello naturalistico ne sta sicuramente traendo giovamento e quindi effettivamente questa piccola pausa dall'attività frenetica dell'uomo sta giovando non soltanto appunto alle specie vegetali o comunque in generale anche all'ambiente in sé come habitat, ma nello specifico soprattutto Habitat è una parola a te molto cara, sì, vi stavo dicendo molto per i nostri amici animali, no? Ecco Sì. che appunto la notizia in questione della puntata odierna riguarda proprio il fatto che i panda con gli zoo chiusi stanno ricominciando ad accoppiarsi.
Capito, ragazzi? Questa è una cosa molto interessante. Voglio fare un appello prima di incominciare a discutere sull'argomento. Ti prego di non nominare la parola Panda Nanni in questa trasmissione, perché in questa puntata, perché potrebbe venirmi un'emorragia nasale. Quindi, caro Benny, tu hai buttato una pietra, no? Sì. Hai lanciato una pietra, cioè stiamo volendo dire che per caso il fatto di non avere i guardoni, no? I cosiddetti Tinto Brass della situazione, che saremmo, diciamo, noi stessi spettatori che stiamo lì agli zoo a guardare gli animali, a disturbarli, magari a fare dei versetti o a battere i pugni sulle Fai un esempio di come... versetto in questione, ecco. Cosa intendi? Cosa? Faccio un esempio di versetto che faresti a un animale in gabbia. No, che farei io? Assolutamente no. Che fanno? Allora, che farebbe l'utente, diciamo, un po' stronzo medio? L'utente ecco. medio, te lo faccio subito. Ah, Vero, avete perfettamente ragione. Mi sto immedesimando in questa situazione molto brutta, effettivamente, per i nostri amici animali. Se tu immaginati che stai per approcciarti nella fase dell'accoppiamento e ti ritrovi tante persone che ti fanno questi versetti e in più ti osservano, quindi un pochettino forse ansia da prestazione, no? Chiaro, quindi tu stai dicendo, Benny, stiamo dicendo che io, diciamo, tu mi hai, come al solito in queste puntate che facciamo così, no? Dove prendiamo delle notizie molto particolari, molte volte come facciamo noi, che tu butti la notizia e io cerco di reagire, noi cerchiamo di reagire anche senza aver letto bene la notizia, quindi stiamo volendo dire che il Panda si sta accoppiando di più perché comunque è più tranquillo, non è più sereno e quindi ha la maggior accoppiamento, di questo si sta parlando. Perché si sta Hai parlando perfettamente di animali, ragione. Sì, assolutamente. Allora, quindi vado a questo punto a, diciamo, leggere in modo abbastanza dettagliato questa notizia del famoso sito Focus, di cui esiste anche la versione cartacea, che il nostro amico Rupert, diciamo, mensilmente acquista, soprattutto nei periodi estivi. Sei d'accordo, Rupert? Posso raccontare un aneddoto? Rupert, vai. E poi dico l'aneddoto. No, sì, è un'abitudine, diciamo, estiva, appunto, come dicevi tu, tanto per arricchire la mente con delle informazioni che molte volte sembrano essere molto distanti come tecnologia, però diciamo che stimolano la curiosità, ecco. Se posso dire io la versione invece non filtrata, praticamente cosa succede? Noi arriviamo a casa nostra a mare e già io trovo i Focus degli anni precedenti. Ora, l'utilizzo del Focus è così, viene acquistato. C'è l'eccitazione del primo giorno dove vengono lette bene le prime 3 pagine, dopodiché si passa alla fase leggo le immagini e le dita scritte 18 e poi passa agli utilizzi più svariati. Quindi questa è la parte non filtrata. Comunque, vai bene. Ma dico, in questi utilizzi più svariati si intende anche, non so, incartare il pesce, cose del genere? Altre cose che non possiamo dire. Ok, va bene, perfetto. Altri. Citazione di Rupert, scusa? Altri. Lo diranno i nostri ascoltatori, ma già l'hai detto tu, ma comunque. Allora, questo argomento dei panda, tra l'altro, l'abbiamo affrontato anche altre volte, non diciamo con questa notizia specifica. Infatti adesso faremo questo piccolo diciamo recap di quelle che sono le notizie che abbiamo dato nelle volte scorse, ossia i panda sono a rischio e gli scienziati di tutto il mondo, in particolare in Cina e negli altri paesi d'origine di questi animali, lavorano alacremente da anni per evitare che questo succeda. Sono ben documentati i metodi con cui vari zoo e parchi faunistici cinesi provano a convincere questi animali ad accoppiarsi. E dunque, sta dicendo Pandanani? No, sto dicendo un'altra cosa a breve. E dunque a perpetrare la specie, no? Tempeste di ormoni, inseminazione artificiale, persino l'utilizzo di porno per i panda, questa cosa l'avevamo già detta, ragazzi, quindi Focus informa bene, nel tentativo di stuzzicare la loro fantasia. E quindi queste sono notizie che già vi abbiamo dato in passato, ma per gli ascoltatori, diciamo, nuovi del nostro podcast, queste sicuramente saranno abbastanza nuove per loro. Sforzi inutili a quanto pare, visto che ci è voluta la più grande pandemia da un secolo a questa parte per trovare una vera soluzione.
A Ocean Park, un parco faunistico di Hong Kong, chiuso ormai da più di un mese a causa della chiusura della maggior parte delle attività e dei servizi, due panda hanno finalmente cominciato a divertirsi, ora che il parco è chiuso e i turisti non si affollano più attorno ai loro recinti. Volete commentare qualcosa a tal proposito? Lo sai che cosa, Benny? Questo cosa vuol dire? Che ovviamente la cattività, no? Sì. Intesa possibilmente come luogo dove aiutare l'animale magari in via di estinzione a riprodursi o comunque a evitare in qualche modo di estinguersi, no? Ha una sua validità. Però questo esempio, questa storiella, questa storia che hai raccontato, ci fa capire come in realtà gli zoo, per quanto possono essere dei luoghi comunque dove far divertire anche i bambini, eccetera, eccetera, sono dei luoghi dove gli animali soffrono potentemente la cattività. Quindi, ovviamente però è una realtà dove girano tanti soldi, perché comunque i realizzatori, i proprietari dello zoo comunque fanno Allora, degli Sony, investimenti. scusa, mi hai detto benissimo. Allora ti faccio una domanda a questo proposito. Ma allora, quali sono gli aspetti positivi nel tenere e continuare comunque con questo business del parco faunistico, dello zoo, come lo vuoi chiamare? Nel senso che già comunque con il discorso del circo si è Sì. arrivato a una, diciamo, finalmente conclusione, bandendo definitivamente quella che è l'attrazione che utilizza appunto gli animali. Ma Ti faccio, ti faccio, scusami, ti faccio un lo zoo esempio. invece secondo me ha uno scopo anche culturale per certi aspetti, però sarebbe da rivalutare un po' anche come sistema. Però Cosa io ne voglio pensi? rivalutare come il circo. Allora, diciamo che molte immagini che mi hanno portato a odiare l'animale in circo sono state quelle immagini che non so se le avete mai viste, ma se andate su Google potete vedere che anni fa a Messina un elefante si liberò e c'era questa immagine tenerissima di questo elefante immerso parzialmente nel mare, no? Al tramonto. Questa è una scena molto significativa. Questa cosa dici tu, gli animali banditi, Benny, è relativamente comunque recente possibilmente, perché io fino a 6 mesi fa ho visto uno zoo dove all'esterno appunto c'erano dei recinti dove c'erano questi elefanti che mi hanno fatto una pena assurda. E quindi ti dirò, sì, c'è un lato culturale, quindi gli zoo, come dire, i circhi ovviamente non ne parliamo. Per lo zoo, caro Benny, sì, c'è quel lato culturale, però arrivato a un certo punto bisogna vedere i benefici, no? Cioè noi dobbiamo valutare rischio-beneficio. Che cos'è che è preponderante sull'altro? Ora, Cosa è successo, ragazzi? Qualcuno... con Antonino, come fai a vederne alcuni? Ragazzi, No, no, pazienza, però aspetta, Sonny, è successo un piccolo bug. Ripeti questa sì. parte, quindi. Dico, rendiamoci conto che a me piace tantissimo lo zoo, andare a vedere gli animali perché sono molto appassionato. Ora, però, ahimè, devo dire che sono delle strutture che secondo me andrebbero riviste. In che senso? O trasformarle solamente in centri di recupero per animali che hanno problematiche. Esatto, Ok? bravo. Quindi comunque c'è un aspetto anche, diciamo, di ricerca scientifica, di tutela degli animali in Vabbè. via di estinzione, eccetera. Ok, Ok. però il fatto, lo zoo classico con questi animali piazzati lì, fiumi di gente che va avanti e indietro, secondo me è una cosa che va ridimensionata, perché comunque, come dicevamo nell'altra puntata, se voi guardate gli animali, hanno comunque dei tic, hanno delle abitudini viziate, se li notate hanno dei tipici movimenti tipici di un animale magari stressato. Molti animali, ragazzi, non sono abituati, non possono vivere lì, non possono vivere in quel recinto. Cosa diversa quando ci sono delle riserve, i cosiddetti zoo safari già sono qualche cosa di un po' più avanti da questo punto di vista, cioè dove non c'è per esempio la vera e propria gabbia. Mi ricordo quando ero piccolo c'era uno zoo safari in Puglia, a Fasano se non mi sbaglio, dove tu praticamente entravi con la macchina all'interno di questi mega recinti, all'interno del quale gli animali, in questo caso per esempio le tigri, erano libere. Però non si sta parlando di una tigre all'interno di un... Ti ricordi Benny all'Artis, il leone dove era piazzato? Sì, sì, Era stiamo minuscolo. parlando dello zoo presente appunto ad Amsterdam. Lo zoo era un posto minuscolo, ragazzi. Già lo zoo safari è un buon compromesso, ok? Quindi come minimo dovrebbe esserci delle strutture con appunto
degli appezzamenti di terreno, ecco, ben delimitati sicuramente, però molto ampi, che possano andare a mimare un minimo quella che è la zona di provenienza, se proprio vogliamo fare comunque uno zoo, oppure appunto concentrarsi solamente sulla parte del recupero per poi magari reinserirli in natura. Quindi, ahimè, il concetto di zoo va rivalutato. Quindi per sopperire a questo punto alla mancanza dell'intrattenimento o comunque anche dell'informazione che viene data attraverso gli zoo, perché devi immaginarti anche che chi è che non ha mai visto animali può anche andarli a vedere per la prima volta in queste strutture, quindi hanno anche uno scopo anche pedagogico o comunque Sicuramente. informativo. Ecco, si potrebbe in qualche modo, vediamo se ti piace questa idea, sostituire magari gli animali effettivamente in carne ed ossa con ad esempio degli ologrammi in futuro, chi lo sa, cioè sarebbe comunque alla fine un po', ecco, la soluzione Ma anche migliore per tutelare le specie reali da appunto questo tipo di torture effettivamente, no? Oppure se vai Roberto, Sì, ma fare gli ologrammi non giustificano gli spazi poi effettivamente utilizzati per Vabbè, lo zoo. sarebbe Cioè, tutto tu un anche... artefatto, sarebbe tipo una sorta di spettacolo, sarebbe una sorta di appunto Sì, se... diciamo cosa abbastanza artificiale, questo è chiaro. secondo me bisogna trovare in tutte le cose una via di mezzo. Nel caso degli zoo, quello comunque che abbiamo potuto notare noi quando siamo ad Amsterdam più di una volta, abbiamo visto che comunque i turni erano strutturati, cioè ogni giorno c'erano il turno che iniziava tipo alle 9 e finiva alle 7 su per giù, tranne forse alla settimana un giorno dove era chiuso. Quindi se si riducesse il numero dei turni, per esempio fare la mattina solo di un giorno, il pomeriggio solo di un altro giorno e poi 2 giorni chiusi, in quel caso si rispetta di più anche l'aspetto proprio naturalistico in generale degli animali. Però Cioè in quel caso ci rispettare il vorrebbe loro... sempre molto più spazio per i singoli animali, effettivamente, perché allora fare Ci vorrebbe più spazio, turni molto meno, diciamo, ossessivi come lo sono attualmente, perché comunque gira tutto intorno ovviamente all'introito economico che vogliono avere, però a discapito appunto proprio in questo caso lo stiamo prendendo come riferimento nel caso per esempio dell'accoppiamento dei panda, perché sostanzialmente questa è una chiara evidente, cioè una condizione evidente che ci fa dimostrare proprio l'effetto della snaturalezza, se si può così dire, degli animali messi dentro delle gabbie e quindi non sono talmente nel loro habitat, non sono talmente confortati dalla situazione in cui si trovano che non si accoppiano. certo, ma infatti abbiamo trovato due spunti. Uno che è quello appunto di aumentare le dimensioni, no, del luogo, proprio non voglio nemmeno parlare di gabbia, ok? Proprio ragazzi, un concetto di riserva, prendere una zona enorme dove si possono effettuare ragazzi, un po' come Jurassic Park, che comunque per ora sta ritornando, delle macchine che passano all'interno di questi terreni ovviamente ben recintati, perché sono sempre animali selvatici, e quindi dargli molto spazio. Seconda cosa, però scusami Sony, scusa se ti interrompo, però anche nel caso di Jurassic Park molto spesso accade che appunto se c'è molto spazio per l'animale, il turista rischi di che non arriva vedere. lì si ferma la Pazienza. macchina un secondo lì per vedere appunto questo animale, ma non lo trova mai lì, perché chiaramente avendo tutto questo spazio a disposizione si andrà a nascondere, eccetera. Quindi si perde anche lo scopo effettivo dello zoo. Quindi, pazienza, ma lo so, lo so. se posso dire altra cosa, oppure quest'altra cosa che ha detto Rupert è importantissima, cioè a discapito ovviamente dell'introito economico, ridurre e comunque lasciare più spazio e più tempo libero in solitudine, in silenzio agli animali. Quindi a posto di fare ogni giorno dalle 9 di mattina alle 8 di sera di continuo bam bam bam, gente là che piazza, che gli rompe, no, i cactus agli animali, e fare o mezze giornate, oppure lasciare un giorno sì un giorno no, qualche cosa del genere. Oppure voglio fare una piccola provocazione, una piccola cosa che secondo me non sarebbe neanche malaccio. Ragazzi, Jurassic Park è stato realizzato in gran parte con gli animatronics, giusto Benny? Ah, ti riferisci al film, chiaramente, sì. Eh sì, perché a posto di fare l'ologramma comunque non fare degli animatronics, per esempio?
Sì, vabbè, Scusami. certo, il mio era un Un ologramma. po' come il Il rinoceronte, mio, un il po' mio come il esempio. rinoceronte di Ace Ventura. No, esatto. Il mio esempio dell'ologramma era, diciamo, qualcosa di molto più futuristico, però in effetti con la tecnologia degli animatronics, cioè questo sistema di appunto robot, di meccanismo robotico, quasi una sorta di scheletro, di esoscheletro, rivestito poi da questo materiale che ricalca alla perfezione anche la morfologia dell'animale, in Certo. effetti sarebbe, diciamo, anche un'alternativa molto forse meno dispendiosa, perché magari fai una spesa iniziale, poi non devi magari pagare Benny, per avere parliamoci chiaro. sempre l'ologramma attivo, ecco. Sì, Parliamoci chiaro, se tu guardi un rinoceronte da vicino, sì. è talmente ancestrale, ha quella pelle talmente spessa, che comunque secondo me se lo fai animatronico, fatto bene, sarebbe difficilmente distinguibile, attenzione. Sì, sì, è vero. No, no, sono Quindi, assolutamente d'accordo. quindi sì ragazzi, anche, vi ripeto, bisogna comunque sacrificarsi un pochettino per un bene maggiore. Io Gli credo che si zoo, arriverà a un certo punto in cui faremo proprio un ragionamento molto più rispettoso nei confronti degli animali, perché già c'è questo processo già c'è. mentale che sta nascendo. Quindi gli zoo, a mio avviso, tra qualche decennio verranno comunque rivoluzionati, perché in effetti questo tipo di intrattenimento barra, diciamo, studio scientifico dovrà essere strutturato in un modo comunque più rispettoso nei confronti degli animali, perché comunque ricordiamo che gli zoo, comunque i centri zoologici, hanno comunque all'interno delle sezioni che si occupano appunto di preservare quelle specie che in natura ad esempio non esistono più, quindi quelle specie di Certo. animali che in cattività hanno soltanto trovato la loro esistenza. E questa è una cosa molto triste, ma comunque fa parte della nostra Infatti esistenza attuale. quello che dicevamo, no? Fino a quando c'è quella parte della ricerca, dell'aiuto, eccetera, eccetera, va bene. Però quando c'è proprio la cosa tipica del bambinetto che va gridando a rotazione continua, disturba comunque l'animale, eccetera, eccetera, lì poi diventa una cosa, secondo Ma me, scusami, una fammi mancanza. proprio l'imitazione di questo bambinetto, dai. Esattamente, ragazzi. Cioè, proprio, se chiudete gli occhi, andate un po' indietro in questo podcast, in questa puntata, andate indietro di 15 secondi, riascoltate in loop questo verso del bambino, imitato dal nostro caro Sonny, e vi sembrerà di tornare quando eravate bambini e lo facevate anche voi. Ma comunque, ragazzi, questi due panda, che si sono Sì. appunto approcciati in questo accoppiamento, si chiamano Ying Ying e Le Le e dal 2007 sono ospiti di Ocean Park, dove i ricercatori li tengono sotto stretta osservazione nella speranza che si piacciano e contribuiscano, diciamo così, a ripopolare la specie. Finora tutti gli sforzi sono stati vani. I due Assolutamente. animali non hanno dimostrato interesse l'uno per l'altro negli ultimi 13 anni e neanche l'inseminazione artificiale è servita a nulla, perché ha portato solo ad aborti spontanei. Ocean Park è stato chiuso lo scorso 26 gennaio, ovviamente per questa emergenza, e gli scienziati del parco non si aspettavano nulla dai due, che ormai hanno raggiunto i 14 anni di età e sono quindi 10 anni oltre il picco della maturità sessuale di un panda. Ragazzi, questo è incredibile, no? È Eppure, incredibile. eppure, finalmente soli. Ah, ecco, una piccola curiosità. Qua, diciamo, pone in evidenza anche una piccola didascalia che dice la pigrizia dei panda è scientificamente provata, e questo l'abbiamo già detto in passato. Sì. Comunque, eppure, non appena la pressione psicologica di essere costantemente sotto lo sguardo di turisti curiosi è venuta meno, i due hanno cominciato a passare più tempo insieme, a corteggiarsi e infine a fare quello per cui i ricercatori di Ocean Park fanno il tifo da 10 anni. Ancora non Posso dire? sappiamo, aspetta finisco, se Ying Ying sia effettivamente incinta, ma vedere i due panda finalmente interessati l'uno all'altra sembra confermare un sospetto che molti conservazionisti avanzano da tempo. Non è vero che i panda hanno una libido bassissima. Questa è una cosa che abbiamo detto anche noi nelle puntate scorse. Semplicemente soffrono di ansia da prestazione quando sono circondati da umani armati di taccuino e che fanno il tifo per loro. Entro Scusate ragazzi, giugno sapremo se Ying Ying effettivamente in dolce attesa. Dimmi Sonny. se ci pensate,
voi immaginatevi la situazione traslata, no, nel genere umano. Voi siete lì con la vostra ragazza, pronti per le vostre effusioni, e vi trovate tipo 20 panda che vi circondano, che vi guardano, che vi circondano nel letto e vi guardano. Cosa fate? Ragazzi, è la stessa identica cosa. Vi invito a questo punto a recuperare quella parte di Jurassic Park, Benny, molto interessante, dove c'è il tipico dottore, lo scienziato, no, il matematico, quello che parla della teoria del caos. Ah, il caosologo, sì. Quindi Sì. Ian... non ricordo il nome. Malcolm. Ok. Ma Ian Malcolm, bravo. Che fa appunto una bella, durante tutto il film, ovviamente Jurassic Park il primo, fa una bella digressione su quella che è la mano dell'uomo, no? Che cerca sempre di modificare, di giocare a fare Dio, no? E a inserirsi nella natura, ma in realtà la natura vince sempre, la natura alla fine va a predominare, no? Va a riprendere il proprio posto, ragazzi, ed è proprio questo. Molto semplicemente, gli animali non sono fatti per stare chiusi, gli animali non sono fatti per essere guardati mentre si accoppiano, appunto come dicevi tu nell'articolo, con gente con i taccuini che li osserva. Ragazzi, la cosa è molto semplice. Allora, guarda, Sonny, voglio proprio diciamo fare questa citazione, che poi è quella che hai appena fatto tu, riguardante Jurassic Park, leggendovi proprio questa frase del film, pronunciata dal dottore Ian Malcolm, che dice: Dio crea i dinosauri. Ok? Dio distrugge i dinosauri, Dio crea l'uomo, l'uomo distrugge Dio, l'uomo crea i dinosauri. Risponde la dottoressa interpretata da Laura Dern, bravo. I dinosauri mangiano l'uomo, la donna eredita la terra. Ok, ci sta, ma no. O forse sì, ragazzi. Aspetta, forse in effetti sì. Potrebbe anche essere. Questo finale è un po' comico, chiaramente, perché poi nel film lo buttano anche lì, diciamo, sull'aspetto comico. Potrebbe essere anche una soluzione a molti problemi. Non a caso il grande Obama, presidente degli Stati Uniti, ha più volte detto che se la donna effettivamente rivestisse le cariche politiche di tutti gli stati del mondo, il mondo sarebbe un posto migliore, perché la sensibilità della donna, la donna proprio con quel carattere deciso e anche quasi meno irruento dell'uomo, molto più controllato, molto più calcolatore, potrebbe in effetti risolvere molti problemi di geopolitica che abbiamo nel mondo. Ma comunque questo è un interrogativo che rimane lì. Gli uomini hanno sempre questa cosa, no? Che giocano a chi ce l'ha più, insomma, no? Esatto. Queste manie. Ma comunque, non addentriamoci in questi discorsi perché sono campi minati. No, più che altro perché sono discorsi che noi affronteremo prima o poi, ma chiaramente con il sussidio anche di un esponente del mondo femminile, giustamente, perché è inutile che noi diamo la nostra opinione così a cavolo, ma anzi a cactus, e quindi ci sta pure. Ok, Rupert, cosa ha da dire a tal proposito riguardante il discorso dei panda, anche per chiudere questo argomento, ecco. Ma infatti quanto tempo è passato? Abbiamo un'altra domanda? Sì, ce la facciamo, siamo a 28 minuti, dai. E allora dai. Cosa Abbiamo sviscerato i panda, caro Ben. Abbastanza. Ok, allora vi lasciamo con una notizia molto particolare, che è molto in effetti all'avanguardia oggi, perché come sapete basta che andate su internet dopo aver avuto un'idea brillante, automaticamente ci sarà sempre qualcuno che ve l'ha fregata, no? Questo vale molto anche per l'arte, per la musica, no? Esatto, bravo, ma basta pensare anche, non so, quando vi sentite bravi a suonare il pianoforte nelle vostre casupole. Lo sto dicendo. Sì, vi sentite proprio dei geni della musica, vi sentite dei Mozart. Nel momento in cui andate appunto su YouTube troverete sempre un bambino asiatico di 10 anni che saprà suonare molto meglio di voi. Questo però vale anche per le invenzioni geniali.
E quindi se vi era venuto in mente di creare delle mascherine che potessero essere anche utilizzate, mascherine chiaramente che sono molto utili in questo periodo che stiamo vivendo, se avevate pensato di creare delle mascherine utili per i sordi, e adesso vi spieghiamo in che modo, bene, siete arrivati troppo tardi perché già sono state inventate. Ebbene, una studentessa cuce gratis mascherine trasparenti per i sordi. Ora, ragazzi, ovviamente, come sapete, chi è che è non udente utilizza per poter comunicare con gli altri quello che è il linguaggio del corpo e ovviamente Sì. non potendo ascoltare i suoni, qual è la cosa più evidente che salta all'occhio nella comunicazione tra due individui? Ovviamente il muovere le labbra, quindi il linguaggio, diciamo, in La silenzioso delle bocca. labbra, della bocca, no? labiale. Il cosiddetto labiale, bravo Rupert. Ecco, una mascherina come tante, ma con una parte trasparente per lasciar vedere la bocca. Sono quelle che Ashley Lawrence, studentessa del Kentucky, guarda, ci Tipico, avrei tipico. scommesso che era il Kentucky, Stati Uniti, sta cucendo insieme a sua madre per aiutare la comunità dei sordi e degli ipoudenti. Quattro mani e una macchina da cucire per poi spedirla nelle diverse città degli USA a chi ne ha bisogno. Protezioni di questo tipo esistono già, spiega la ventunenne, sono fatte con il tessuto usato per le mascherine chirurgiche e hanno un pezzo di carta trasparente. Tuttavia, proprio come le normali protezioni, anche queste sono diventate difficili da trovare oggi. Quindi non è che l'ha inventate questa ragazza, ma comunque lei ha contribuito Sta sicuramente, contribuendo. esatto. Molto interessante questa Scusami, cosa, Mandy, ma la vero? parte, scusami, ma la parte trasparente con che cosa è realizzata? Non lo sai, c'è scritto. Ora leggendo l'articolo lo scopriremo, ma Ok. dalla foto sembra appunto una componente in plastica, carta E non si plastificata. appanna, Appunto. non si appanna con l'ali, con l'alitata. Questo non lo so, Sony. Probabilmente ci sarà qualche valvola per far uscire anche l'aria, no? Valvola? Pure la valvola. Non lo so, ma diciamo che diciamo, le mascherine non sono completamente ermetiche, quindi secondo me l'effetto appannatina dovrebbe essere evitato, ma vedremo. L'idea è nata dopo aver visto su Facebook che molti suoi amici si stavano cucendo le protezioni da soli. Ecco, quello che è un po' successo all'inizio della nostra cara, mi dissocio, pandemia, in cui appunto la gente ha cominciato sia a creare nelle proprie case la mucchina con questi laboratori, diciamo, improvvisati appunto nelle proprie case, ma anche chi è Sì. che, cioè, trovavamo anche attraverso, diciamo, internet e i social, qualcuno che aveva iniziato anche a cucirsi le maschere da sola utilizzando la carta forno, cosa che poi comunque fu smentita sulla, diciamo, utilità effettiva di questo materiale per poter prevenire il contagio, quindi comunque adesso non se ne parla più effettivamente. Carta forno, spillatrice, elastico. Esatto, Via. è forbice alla punta arrotondata, ricordiamo. Assolutamente. Così, Cheat Giovanni Muccioli. così ha riadattato uno dei tanti modelli trovati su internet e si è messa all'opera questa ragazza, no? Ho modificato il modello per essere adattato a coloro che leggono le labbra o che, durante la comunicazione con la lingua dei segni, si affidano alle espressioni facciali per comprendere significati e intenzioni, continua Ashley. Certo. Le espressioni facciali fanno parte della grammatica della lingua dei segni, come anche il labiale. Quindi comunque ci sta, giusto? Ci sta, ci sta. Esatto, quindi per crearle la giovane sta usando delle lenzuola nuove e un rotolo di plastica avanzato da un vecchio lavoro fatto in casa. Ma presto avrà bisogno di comprare altro materiale, è per questo che ha aperto una raccolta fondi su GoFundMe per finanziare il progetto, campagna che dal 31 marzo al 2 aprile ha raccolto oltre $3.000. Pochino, in effetti. Vabbè, dai. Allo studio c'è anche, infatti dovreste anche voi contribuire, allo studio c'è anche un secondo modello di mascherina, è pensato per chi ha apparecchi acustici e impianti cocleari e si chiude o sul collo o dietro la testa. In meno di 2 giorni sono stati decine gli ordini ricevuti da oltre 6 stati. Interessante questo, ragazzi. Sì. Ci sta più che altro perché sempre lì è tutto il concetto di comunque impegnarsi, genialità anche nelle cose. Cioè, È un 80. sì, è un 80 come si suol dire nel dialetto, cioè no, è una cosa che ti fa ben sperare nel genere umano, no? Assolutamente sì. Ma Anche ragazzi, se ma a proposito di sperare nel genere umano, ultimamente, come sapete,
in alcune zone, o meglio, in una zona specifica del Palermitano, Sì, qualcuno ha, diciamo, indetto un party molto bravo, particolare bravo. sulla Bravo, terrazza del bravo che proprio susciti questo condominio. argomento. Esatto, così chiudiamo un po'. Ecco, cosa ne pensate di questa scelta di questi nostri cari, diciamo, compaesani, no? Io voglio dirti solamente una cosa. Matteo! Esatto. Allora, ragazzi, Aggiungiamo sicuramente come avete detto qualcos'altro però. Vai. voi hai detto qualcos'altro? Sì, sì, perché dobbiamo assolutamente dare la nostra opinione su questa cosa che comunque Amo c'è stata quanto mi ami. richiesta, sì. Abbiamo Amo 5 quanto mi minuti, ami. abbiamo. Dai. Allora, ragazzi, se non l'avete visto, sicuramente comunque già stanno impazzando tutte quelle che sono i meme, mix, c'è di tutto e di più, mix musicali, oppure non so se l'avete visto, se l'hai visto Benny, hanno messo no, la voce di sottofondo no, che si trova in un documentario degli uomini neandertaliani e nel frattempo ci sono appunto le scene di questo video. Ragazzi, stiamo parlando del famosissimo video di palermitani che sul tetto di un palazzo senza alcuna protezione, proprio di una pericolosità più unica che rara, hanno organizzato questo festino con arrostuta di carne, birre a detta del TG5 date anche ai E balli di minorenni, gruppo, diceva anche. balli di gruppo sul tetto del palazzo in una zona diciamo periferica di Palermo. Ebbene, questo video ha fatto ovviamente il giro di tutto il web, sono arrivati con gli elicotteri, no? Una scena molto simile alla Casa di Carta, che non ve lo voglio spoilerare, ma c'è una scena identica, cioè c'è una scena identica verso gli ultimi episodi della Casa di Carta, quindi elicottero che si avvicina sul tetto di un palazzo. E poi sono arrivati appunto la polizia con una sorta di camioncino della munnizza che hanno utilizzato per sequestrare e buttare tutte le sedie con un intercalare, no? Che è stato bellissima sta cosa, ti giuro, ieri abbiamo riso per 2 ore. C'è al TG5 come dire, il giornalista che dice aspetta, come ha detto, alcuni firmano la scena in un altro palazzo con intercalari del tipo pure le sedie si sono portate, dopodiché c'è l'audio originale del palermitano. Quindi questa parte è stata troppo comica, ragazzi. Tu che ne pensi? Vale, io Ma voglio sentire più che altro l'opinione di Rupert, ragazzi. Ma che devo pensare che la gente non rinuncia a attività quelle classiche, quindi tenta di adattarsi nei modi più assurdi, perché comunque alla fine erano sul tetto con sì. bambini, birra, quindi senza nessuna protezione, senza nessuna mascherine, niente. come addirittura una forma di protesta Sì. a questa diciamo quarantena, vista come una forzatura, è una cosa magari non necessaria, a tal punto proprio da organizzarsi sopra i letti. Ma la cagata più scusa se ti interrompo Rupert, la cagata più eclatante è quella di fare il video, Certo. cioè hai anche l'ignoranza magari di non capire che appena tu piazzi un video del genere così tipico all'interno del web, in 2 minuti ti arriva l'esercito, no? Ed è quello che è successo. Sicuramente magari anche i vicini, no, dai palazzi decenti magari avrebbero chiamato le forze dell'ordine, però in questo caso mettendolo sul web e rendendolo pubblico nel giro di mezza giornata arriva a tutta Italia, perché se ne è parlato anche al TG5, e poi ti devi accollare la multa, che poi questo signore diceva di avere una pensione a 1600 euro. Ora dico io, ma io parlando l'altro giorno anche con alcuni colleghi odontoiatri che stanno per andare in pensione, dove parlano di pensioni che sono veramente come dire, Benny, come possiamo dire? Ridicole. Ridicole nel rispetto alla professione, no? Esatto. Com'è che sto cristiano ha 1600 euro di pensione al mese? Cosa fa? Vabbè, non entriamo nel merito di questa faccenda, ma sicuramente, diciamo, ci sarà dietro un lavoro effettivo, cioè la pensione comunque, sicuramente. diciamo, è dovuta per questi meriti lavorativi, ma non entriamo nel merito di questa faccenda. Non ci interessa a noi, ci Esatto, dissociamo. esatto. Però, diciamo, la cosa che mi fa riflettere è proprio questa, nel senso che, come hai detto tu poc'anzi, alcune persone non hanno ben capito
diciamo, Devono capire. sì, non hanno ben capito che cosa, non hanno capito che questa quarantena, questa manovra effettivamente è stata fatta per noi. Cioè, il Certo. problema è sempre quello. Da un lato c'è chi ci bombarda dalla mattina alla sera su notizie rincuoranti o meno, soprattutto meno, su questa faccenda del coronavirus, con una sorta di bollettino di guerra al giorno, con cui ci dicono veramente state attenti ragazzi, non fate cavolate e seguite le normative, seguite le direttive perché appunto ne va della salute di tutti. E poi ci sono queste persone che o Benny, veramente non hanno proprio neanche un dispositivo di telecomunicazione, cioè non gli è arrivata a loro la notizia che esiste questa pandemia, non sanno che secondo ci me non sono hanno morti e saputo. morti. Cioè, io non capisco proprio questa cosa. O c'è proprio un'ignoranza di base e quindi proprio questa ignoranza porta anche Ma noi a lo un sappiamo qual è deficit il vero nella problema. comunicazione. Quindi questo è quello che È mi la fa riflettere. Mi fa potenza. riflettere il fatto che loro vedono questa quarantena come un modo per reprimere la loro, scusa, opprimere la loro libertà individuale. Ma non è così. Anzi, Benny, è ma lo sai proprio a cosa ti favore dico? della nostra libertà, la Allora, nostra libertà futura, ragazzi. ora a parte gli scherzi, lo sai cosa che mi fa incactussare Cosa? potentemente? Loro giustamente loro hanno fatto questa cagata, comunque per fortuna sono arrivati, montato tutto, si sono beccati pure e questo serve per dare l'esempio, perché se già questi se la facevano franca, tu già la prossima settimana trovavi E tra tutti. l'altro hanno anche, diciamo, instaurato un precedente, no? Per gli altri, per Chiaro. quelli che dovrebbero anche Però lo sai che cosa che mi ripensare. dà fastidio? Che mi dà fastidio? Che comunque questa gente ti mette, no? Qual è il problema, caro Benny? Al TG5 arriva questa notizia, non arriva mai la notizia che un siciliano X ha fatto qualche cosa di incredibile, ha scoperto qualcosa, non se ne parla mai, si parla sempre del trash, no? Delle cose negative. Ora, noi siciliani realmente nel resto d'Italia siamo comunque molto identificati in questi personaggi. Sì. Cioè, quello che mi fa diventare un pazzo è che poi in generale l'idea che si ha del siciliano è quella lì di quel cristiano che grida Matteo e che veramente dà questa impressione di strafottenza e Quando in comunque realtà molto sono una minoranza, effettivamente, cioè questo è il assolutamente punto. sì, però la gente va a generalizzare e va a pensare che il siciliano, i siciliani su tutte così, Siciliani e come meridionali, perché questo tipo di stereotipo c'ha Benny, poi tutto il sud. è come il cliché che tutti dicono che i sardi sono nani, scuri e si trombano le pecore. È la stessa cosa. Noi invece siamo tutti appunto con i baffi scuri, mafiosi, incivili, eccetera, eccetera. Cioè, è Esatto. questo quello che mi dà fastidio. Che ha più risonanza una notizia del genere, che è comunque una cosa goliardica, una cosa da imbecilli, e invece tutto ciò che va poi a gratificare e elogiare invece la figura no, non solo dei siciliani ma in generale, tutte le notizie che sono gratificanti, che sono importanti, vengono sempre un po' più snobbate, questo in generale, non solo nei confronti dei meridionali, proprio anche nei confronti dell'Italia stessa, cioè tende sempre a uscire più quel lato goliardico, imbecille, da sfottò, che poi il lato invece realmente importante di una comunità, di un luogo, di uno stato, eccetera, No, eccetera. perché sempre il discorso del giornalismo fa più notizie, fa più scandalo, più attenzione a questi tipi di eventi che magari cose che invece Sì. sono molto più importanti e che giusto peso ai siciliani, a tutte le persone del sud e a tutte le persone d'Italia. Quindi qua poi entriamo in merito un altro discorso dove comunque i giornalisti Certo. prendono delle notizie che attirano di più l'attenzione e che lasciano di più parlare. Però questo comunque va a discapito dell'immagine, in questo caso a maggior ragione del siciliano, a maggior ragione ancora di più del palermitano. Allora, infatti hai detto benissimo Rupert, cioè parli proprio di questo tipo di giornalismo molto alla clickbait o comunque alla vendiamo a tutti i costi, anche a costo di sputtanare un'intera regione, ok, giustissimo. Ma questo è incredibile, soprattutto se pensi anche che una notizia del genere non si sofferma soltanto sui social, che poi sarebbe stato anche, diciamo, il suo posto ideale su cui espandersi. No, arriva Sì. anche nelle emittenti televisive più blasonate. TG5. Questa è la cosa incredibile, infatti, hai ragione. Comunque, ragazzi, siamo a 44 minuti e 20 secondi. Direi di cominciare a salutarci e a salutarvi. Bene, comincia tu, Rupert.
Ciao a tutti ragazzi, seguite il podcast del Cactus. Esatto. Sonny? Ciao. Esatto. Vi dico anch'io un semplice e caloroso ciao.